100 anni. Oggi avesse fatto 100 anni. Pensa, un secolo di fatica e sudore, vaccia alla costa la menola, andò so anni che non ci stanno più menole, le nuce se la passano male e il fico con tanta seccita poco ce n'hanno rimase, e so sparute le colombere, le berdesche, le pugliese, le longhe e le puzzette, e pensava che tu venivi ceste di fico, ova e roba d'urto picitrannante, romaniste in acchiale di zappa, dinta la rotta, se l'ave mangiata la ruggia, e la stila, le tarole l'hanno fatta a farina, la cesta che portava piena in capo, s'ava nevoruta di peruto un facciolo muro. Lo scurzionale che 100 anni le facette non s'ha visto più da ste terre, eppure l'umbussassata aveva sparuto, e tutte le cristiane che da qua ci fatiavano, cantavano e mentavano conte, hanno sparute come le menole di tanta tipe delle tempe passate, che nessuno se le ricorda più, e mo' sono tutte storie perse di sto paese. Nota: lo o la scurzionale è un serpente mitico montecalvese con le corna ritorte, che ha superato il secolo d'età e non è collegato a un tesoro nascosto nella terra come l'impossessato. L'impossessato è il diavolo, che ha la custodia di un luogo ben preciso, che di solito è quello in cui dei malfattori o i briganti hanno interrato un tesoro di monete d'oro contenute in un grosso orcio, la sarola con le marenghe d'oro, seppellendovi sopra anche il cadavere di una persona uccisa appositamente, che può anche essere uno dei malfattori del gruppo, che si comporta contravvenendo alle disposizioni del capo. Il gruppo passerebbe in seguito per riprendersi quel tesoro. Se non tornerà più, può capitare che qualcuno sogni quel tesoro e anche il modo per poterlo recuperare. In tutti i racconti ascoltati in passato, chi si avventurava in questo tipo di impresa era sempre spaventato e messo in fuga da un grosso serpente con le corna quando si iniziava a scavare nel punto indicato dal sogno.